Non tutto è perduto per l'ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin. Potrebbe essere suo il quinto seggio spettante al Veneto per il Senato grazie a una percentuale di voti che nel collegio è risultata alta e che potrebbe premiare il candidato al Senato nella lista proporzionale Alleanza Verdi e Sinistra. Questione di ore, decimali o centesimi. Perenzin attende che si concludano i conteggi e la notizia di un probabile futuro da parlamentare l'ha raggiunto al rientro di una nuova giornata trascorsa ad insegnare storia e filosofia al liceo Dal Piazza a Feltre. Nell'attesa le riflessioni post voto. La Lega, doppiata in Veneto da Fratelli d'Italia, Belluno e Feltre, ha recuperato punti rispetto al voto amministrativo di giugno e ha premiato la candidata trevigiana Ingrid Bisa. Sul territorio comunque abbiamo lavorato bene, comunque una risposta c'è. Siamo oggettivamente rimasti un po' penalizzati perché non avevamo un candidato nostro, però devo dire che a livello di Lega Bellunese il risultato tutto sommato ci sta e ci soddisfa. Chiede una svolta immediata l'assessore regionale Giampaolo Bottacin e severo sulla decisione di non candidare alcun bellunese in questa tornata elettorale. Ne pagheremo le conseguenze per anni, scrive Bottacin, perché a Belluno la Lega scomparirà sui temi nazionali e il malcontento della base è alto. In provincia il Carroccio è pronto al rinnovo delle sezioni in attesa del congresso. Noi oggi finiremo i congressi di sezione, a Belluno ce ne mancano ancora 3 e dopodiché andremo al congresso provinciale e poi a salire al nazionale federale. Credo che questo sarà poi il percorso su cui ci sarà il confronto politico e dove poi troveremo anche la linea per una ripartenza. Sul fronte PD la segretaria Monica Lotto non usa mezzi termini per spiegare cosa è accaduto nel segreto dell'urna. In questo mese di campagna elettorale insomma abbiamo girato parecchio il nostro territorio e abbiamo percepito la distanza che tra il Partito Democratico Nazionale in questo caso, ma insomma le responsabilità sono di tutti coloro che la rappresentano e i cittadini. Il segretario nazionale Letta si è assunto la responsabilità della debacle e ha annunciato che l'opposizione sarà determinata e intransigente sui valori della sinistra. Penso che noi dovremmo fare uno sforzo importante per far capire davvero quello che si rischia o quello che si sceglie votando da una parte o dall'altra. Secondo me su certi temi non c'è storia, e sui temi dei diritti penso, ma anche delle disparità anche territoriali, penso al nostro territorio c'è tanta differenza poi nelle azioni concrete di chi amministra. Non siamo riusciti a farlo capire e credo che l'autocritica vada fatta e vada capito come uscirne insomma.